Santo sia con tutti voi e con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico alla Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che nel tuo Figlio ci hai aperto la porta della salvezza, infondi in noi la sapienza dello Spirito, perché fra le insidie del mondo sappiamo riconoscere la voce di Cristo, buon pastore, che ci dona l'abbondanza della vita. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: Che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa che per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerai Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è mio pastore, non
Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabucca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore conoscono me. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato, entrerà ed uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La porta è qualcosa che ci è familiare. Chissà quante porte attraversiamo ogni giorno
passare da una stanza all'altra nelle nostre case, nei luoghi di lavoro o in qualsivoglia altro edificio che vede la nostra presenza. Ma la porta non è solo un passaggio fisico da un luogo ad un altro. Essa infatti è anche un vero e proprio ruolo che può essere giocato dalle persone. A questo riguardo ognuno di noi, ripensando alla sua vita passata e presente, non potrà fare a meno di ricordare che, per esempio, i propri genitori ci hanno concepiti. Essi allora sono stati la porta attraverso cui ognuno di noi è stato introdotta alla vita terrena. I maestri e professori che ognuno di noi ha avuto durante la propria carriera scolastica ci hanno insegnato a leggere e a scrivere. Essi allora sono stati la porta attraverso cui siamo stati introdotti nell'affascinante e complesso mondo della cultura. Anche Gesù, nella lettura evangelica che abbiamo ascoltato, si propone a noi oggi come una porta. Tuttavia non è una porta qualsiasi, quanto piuttosto l'unica porta, quell'unica porta infatti che ci conduce e ci introduce a Dio. L'immagine della porta, evocata 2 volte da Gesù nel brano che abbiamo ascoltato, ci permette di distinguere chiaramente il Vangelo in 2 momenti che sono separati dall'incredulità e dall'incapacità dei discepoli di capire la parola del Signore. Il primo momento è dedicato ai pastori, il secondo momento riguarda i credenti. Nella prima parte, dedicata ai pastori, Gesù afferma chiaramente che tutti i pastori che sono venuti prima di lui non sono stati pastori della gente. Ciò significa che solo lui è il pastore e lo sono pure tutti coloro che sono in comunione con lui, tutti coloro cioè che sono una cosa sola con lui. Il pastore dunque è tale perché è in comunione, in sintonia con Cristo e ne continua la missione salvifica del Maestro nella Chiesa. Questo aspetto allude naturalmente a quanti nella comunità ecclesiale sono chiamati da Dio ad essere pastori. In modo particolare il nostro pensiero va oggi a noi sacerdoti e anche a tutti i vescovi. Chiediamoci a questo riguardo quali sono i tratti allora che fanno di un sacerdote o di un vescovo un autentico pastore secondo il cuore di Dio. Se potessimo proseguire la lettura evangelica del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni oltre il versetto 10, potremmo scoprire che il pastore, come prima cosa, è colui che chiama le pecore una a una perché le conosce. Il pastore poi è colui che ha una cura tenerissima per il suo gregge. E infine il pastore è colui che desidera che le sue pecore abbiano una vita e che questa vita l'abbiano in abbondanza. Insomma, per essere sintetici, potremmo dire che il pastore, secondo l'ottica giovannea, è colui che ama il suo gregge, è colui che ama il popolo che Dio gli affida. Se poi volessimo ampliare ulteriormente i nostri sguardi anche alle altre letture di questa domenica, anche esse ci rivelerebbero e ci rivelano altri tratti dell'autentico pastore. Per esempio, nella prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, abbiamo visto, per così dire, Pietro insieme agli altri 11 che si alza in piedi e lo abbiamo sentito parlare a voce alta. Questi sono particolari che rimandano al coraggio e alla dignità con cui Pietro prende la parola per annunciare il Vangelo di salvezza in mezzo ai giudei. Scopriamo allora che il buon pastore non è solo colui che
ama il suo gregge, ma è anche colui che con coraggio si alza in piedi e parla a voce alta, senza timore alcuno, per amore di coloro che sa di dover raggiungere. Nella seconda lettura, tratta dalla prima lettera di Pietro, poi ci viene presentata anche un'altra caratteristica del buon pastore. Egli è colui che è pronto ad affrontare la sofferenza, pur di offrire la salvezza a coloro che gli sono stati affidati. Dunque il buon pastore è colui che ama appassionatamente l'uomo. Il buon pastore è colui che non teme di raggiungerlo, sempre e dovunque, con la sua parola di vita e di salvezza. Infine, il buon pastore è colui che è disposto a dare tutto, a dare perfino la propria vita per l'uomo che ama. Se questi allora sono i lineamenti del volto di Cristo, buon pastore, in questa quarta domenica di Pasqua, particolarmente nel giorno in cui la Chiesa prega anche per le vocazioni, siamo chiamati a pregare con intensità anche noi, perché la Chiesa, in ogni tempo della sua storia, soprattutto oggi e in futuro, possa conoscere pastori con queste caratteristiche, pastori secondo il cuore di Dio. E la nostra preghiera, in modo particolare, proprio con questa intenzione, va insieme al pensiero per i nostri giovani del nostro seminario diocesano, che si stanno preparando a diventare sacerdoti sul modello del buon pastore. Ma ritorniamo ora al Vangelo. Abbiamo detto qualche cosa a proposito della prima parte dedicata ai pastori, ora veniamo alla seconda parte dedicata, come dicevamo poc'anzi, ai credenti, a tutti noi, a tutti i battezzati. A proposito di essi, Gesù afferma che solo attraverso di Lui, porta delle pecore, possiamo accedere ai beni eterni che il Padre ha stabilito per coloro che sono discepoli del Maestro. E questo ci rimanda ancora una volta alla passione, alla morte, alla risurrezione di Cristo. Questi sono stati come una chiave attraverso cui Gesù ha aperto per noi le porte del cielo, ha spalancato per noi le porte dell'eternità, ha spalancato inoltre per noi la vera conoscenza del vero volto di Dio Padre. E dunque questa è l'unica via per accedere all'eternità, per accedere alla vera conoscenza del Padre. Non ci sono altre porte per accedere all'esperienza salvifica di Dio. Questo allora vuol dire che nessuno che si dichiari cristiano può prescindere da Lui, da Gesù, e da un rapporto soprattutto con la sua persona. Comprendiamo, fratelli e sorelle, che non è sufficiente appellarsi ai suoi ideali o richiamarsi al suo insegnamento. Gesù, la sua persona, con tutto quello che ha detto e con tutto quello che ha fatto, dunque è un punto di passaggio obbligato per ciascuno di noi. Ed è a Lui dunque che ci dobbiamo riferire. È sulla relazione con Lui che fa perno tutta la nostra fede, tutta la nostra esperienza cristiana di credenti. Senza la relazione con il Signore, senza cioè passare attraverso questa porta, non accediamo alla salvezza. E allora, per conseguenza, capiamo che nella nostra vita cristiana potremmo celebrare tutti i riti liturgici, tutti i sacramenti che vogliamo, ma se manca questa relazione con il Signore, allora tutto diventa vuoto. Potremmo fare tutte le processioni che vogliamo, con la statua della Madonna, con le statue dei nostri santi patroni, per carità, ma senza una relazione di fede viva con il Signore, tutto questo diventa privo di senso.
senza la relazione con il Signore, quella morale che la Chiesa ci consegna e che ci chiede di accogliere nel nostro cuore, di farla propria e di rispettare, senza la relazione con il Signore diventa semplicemente un insieme di norme, di regole, di leggi che sentiamo lontane da noi, qualcosa magari di stantio, e che sentiamo troppo onerose per ciascuno di noi. Allora dal rapporto con Gesù, che è fatto di ascolto della sua voce di risposta, che è fatto di ricerca e di scoperta, che è fatto di domande e di risposte, nasce una fede autentica, che si misura naturalmente poi con l'impegno concreto di ogni giorno, con le sfide che stiamo vivendo in questo tempo così strano, in questo tempo così particolare. Dal rapporto con Gesù, noi che siamo Suoi discepoli, attingiamo la forza per poter andare avanti, per affrontare anche i sentieri più ripidi e contemporaneamente anche per trovare in Lui quella misericordia grande, infinita, smisurata, che ci rialza ogni volta che cadiamo come dei peri e sperimentiamo inevitabilmente la nostra fragilità. Dal rapporto con Gesù allora vengono poi la luce e la speranza che sono necessarie per vivere in quello spirito di servizio e per prendere anche ogni giorno, per così dire, la propria croce nelle nostre spalle, seguendo il Signore. Facciamo allora nostre le parole di Charles de Foucault che vi propongo, il quale scrive così in proposito alla porta che è Cristo nelle sue meditazioni sul Vangelo. O Gesù, tu hai detto, io sono la porta, se qualcuno passerà attraverso me sarà salvo. Non voglio accontentarmi di leggere le tue parole, di meditarle, di approvarle, di ammirarle, di predicarle. Aiutami, Signore, ad applicarle, a viverle, a farle passare nella mia vita. Aiutami a vivere di fede, lasciando da parte la ragione umana che è follia dinanzi a te, e regolando la mia vita secondo le parole della tua saggezza, che è follia davanti agli uomini. Che io passi attraverso te, amandoti con tutto il cuore, passi attraverso te imitandoti, passi attraverso te obbedendoti. Le pecore sono unite al loro pastore perché lo guardano, lo seguono, gli obbediscono. Dietro il loro esempio ti seguo e ti ami, mio divino pastore, che io ti guardi con la contemplazione, ti seguo con imitazione, ti obbedisca. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza scesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del
fratelli carissimi, nella gioia della Pasqua preghiamo con fede Dio nostro Padre. Egli che esaudì le preghiere e le suppliche del suo dilettissimo Figlio, guardi benigno la povertà della nostra condizione umana. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa di Cristo goda di vera e stabile pace su tutta la terra e crescendo nell'amore e il timore di Dio Padre sia piena del conforto dello Spirito Santo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i credenti in Cristo non ricadano sotto le potenze del male, ma sempre liberi da ogni compromesso e da ogni paura, professino apertamente il loro credo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché ogni cristiano, a immagine e somiglianza del Padre, abbia un cuore grande, lento all'ira e sempre disponibile al perdono, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché il Vangelo che abbiamo proclamato con la bocca metta radici di fede nella nostra vita e produca sostanziosi frutti di giustizia e di santità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i bambini nella parte elementare di Villanova che oggi avrebbero celebrato la loro prima comunione, perché in questo cammino di attesa verso questo grande dono possano con le loro famiglie comprendere la grandezza di questo dono e reagire a questo dono vivendolo con amore, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio che conosci la vita degli uomini del nostro tempo, sottoposti a tante necessità e pericoli, esaudisci i voti e le preghiere dei tuoi figli che si affidano al tuo amore di Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Cristo discorde, Cristo Dio, alleluia. Alle immortale dei secoli eterni, al Signore della vita che vince la morte, risoli perenne l'anno della gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. All'angelo immolato che salva le genti, al Cristo risorto che sale nei cieli, risoli perenne l'anno della gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Nei cuori prestanti del regno dei cieli, nel mondo redento dal Figlio di Dio, risoli perenne l'anno della gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, E con il tuo spirito, inaldo i nostri cuori, sono rivolti al Signore, diamo grazie al Signore nostro Dio. che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi, e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo Dio Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni
ti rese grazie con una preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, nello stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. Ti preghiamo in particolare per la Chiesa Sante, Colusso, Arianna e Ruggero, Severina, Giuseppina Gallo e familiari defunti, Silvia e Gianni Dreon, Cesare ed Elisabetta Pieretti, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa
attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e posso salvare. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Tu che abiti al palo del Signore e che dimori alla sombra, dia Signore il mio rifugio, mi alloggiamo in cui confido, e ti alzerà, ti solleverà su anima mia, ti reggerà sulla pezza dell'alba, ti farà come il sole, così nelle sue mani vivrai. Dal lancio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge, poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. E ti rialzerà, ti solleverà su anima mia, ti reggerà sulla pezza dell'alba, ti farà brillare come il sole, così nelle sue mani vivrai. Perché ai suoi angeli ha dato un comando di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai, e ti rialzerò, ti solleverò su ali papira, ti reggerò sulla cresta dell'alba, ti farò arrivare come sole, così nelle tue mani vivrai. In questa nostra Eucaristia ricordiamo e preghiamo anche per Antonella Adani e Rocella che oggi festeggiano 40 anni del loro matrimonio. Gli affidiamo, Signore. Preghiamo. Custodisci benigno, o Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio, e guidalo ai pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Pregi